Le nostre regioni ancora nella morsa del vortice Igor, sarà instabile in alcuni settori, ma diamo uno sguardo più approfondito con l'aiuto della nostra grafica. Sul Veneto una nuvolosità irregolare interessa diffusamente le aree centro-settentrionali con rovesci sparsi e locali temporali, soprattutto nelle ore pomeridiane. Meglio con tempo più asciutto e soleggiato sul sud veneziano, sud padovano, sul Rodigino e anche sulle Alpi più settentrionali. Temperature massime tra i 18 e i 21 gradi, minime attese tra 11 e 15 gradi circa. Che tempo farà invece sul Friuli Venezia Giulia? Tempo migliore anche in questo caso al mattino, al pomeriggio più nubi con addensamenti diffusi e locali rovesci o temporali. Andrà meglio sul Goriziano, sul Triestino e sul sud udinese. Temperature massime tra i 18 e i 20 gradi, minime tra 13 e 14 gradi circa. Concludiamo con uno sguardo alla situazione meteorologica del Trentino Alto Adige. Nuvolosità su buona parte dei settori, tuttavia con scarsi fenomeni e con schiarite prevalenti. Qualche temporale sul Trentino. Temperature massime attese tra i 22 e i 23 gradi, valori minimi tra 14 e 12 gradi circa. Il mare sarà quasi calmo sulle coste e poco mosso al largo. I venti deboli da nord-est sulle zone costiere e moderati invece al largo. Dal meteo è tutto, arrivederci.